Platone ci dice che al di là di quello stretto, che si chiama Colonne d'Ercole, si trova una grande isola, si arriva ad altre isole e alla terra che tutto circonda, che quest'isola era ricca di metalli, che aveva l'eterna primavera, che aveva delle costruzioni strabilianti, che aveva i vecchi più vecchi del mondo, governava sull'intera Tirrenia e ci dice anche che improvvisamente collassa perché Zeus, visto che i suoi abitanti si erano troppo insuperbiti, decise di punirli con cataclismi marini per renderli migliori. Il mito di Atlantide viene raccontato per la prima volta da Platone nel IV secolo a.C. Nei due dialoghi del Crizia e del Timeo si parla di una civiltà leggendaria che in un tempo remoto avrebbe dominato gran parte dell'Europa e dell'Africa. Sono in tanti a ritenere quello di Platone un racconto puramente mitologico. Ma se Atlantide fosse realmente esistita, seguendo le indicazioni del filosofo greco, si sarebbe dovuta trovare a ovest dello stretto di Gibilterra e avrebbe occupato gran parte dell'oceano, tra le coste dell'Africa e dell'America centrale. E se la realtà fosse un'altra? Se le indicazioni geografiche di Platone fossero state male interpretate, sarebbe possibile collocare l'isola di Atlantide nel Mediterraneo invece che nell'Oceano Atlantico? C'è chi sostiene che un tempo le colonne d'Ercole non erano là dove noi oggi le collochiamo. La mia ricerca ha portato a individuare una prima posizione delle colonne d'Ercole al canale di Sicilia, colonne che finiranno poi a Gibilterra. Queste colonne al canale di Sicilia mandano a posto 8-9 autori antichi, Platone compreso. Al di là delle colonne d'Ercole c'era una grande isola, da quest'isola si arrivava a altre isole, alla terra che tutto circonda. Io sono convinto che l'isola di Atlante, di cui ci parla Platone, sia la Sardegna. Determinante per questa teoria è il giusto posizionamento delle colonne d'Ercole. Il Mediterraneo, 3500 anni fa, era diviso in due aree di influenza ben precise. A oriente, tra la Sicilia e la Turchia, dominavano i Greci, mentre a ovest della Sicilia, sino alle coste spagnole, regnavano i Fenici. È allora possibile che le colonne d'Ercole non fossero altro che un confine geopolitico tracciato dai Fenici per impedire ai Greci di espandersi verso occidente? Il mare dei Greci del periodo di Platone è un mare che vede la Sicilia un po' come il confine del mondo antico. Nel IV secolo a.C. la Grecia conquista il mondo. L'impero di Alessandro Magno abbraccia ormai tutto il Medio Oriente, fino all'India, mentre la cultura greca conosce una diffusione universale. Un secolo più tardi, il geografo Eratostene di Cirene, direttore della leggendaria Biblioteca di Alessandria, è costretto a riscrivere la geografia mondiale per integrare le nuove conquiste di Alessandro Magno. Il mondo improvvisamente si è fatto più grande e se Alessandro si è spinto a oriente fino in India, i confini geografici devono allargarsi anche verso occidente, poiché la Grecia e Delfi devono restare il centro geografico dell'umanità. Eratostene si mette in testa di aggiornare le nuove mappe e che fa? Allarga i confini di questa inquadratura del mondo. Quindi arriva fino all'India da una parte, arriva fino a Gibilterra dall'altra. Facendo così trasloca le colonne d'Ercole a Gibilterra, io penso che all'inizio fossero a Malta, sullo stesso parallelo, il 36esimo parallelo, e con questa operazione spinge fuori dal nostro Mediterraneo occidentale, cioè l'Oceano di Omero, tutti i racconti che riguardavano noi.
In effetti la Sardegna si presta a essere l'isola di Atlantide, a cominciare dalla presenza di una misteriosa civiltà scomparsa, un popolo su cui ancora oggi esistono poche certezze. È la civiltà nuragica, che ha disseminato l'isola di migliaia di torri circolari erette con enormi blocchi di pietra. I nuraghi sono tra i monumenti megalitici più grandi e meglio conservati d'Europa, ma ancora oggi gli archeologi discutono sulla loro funzione. Secondo alcuni si tratterebbe di tombe monumentali o luoghi di culto. Altri parlano di fornaci per fondere i metalli. Altri ancora sono convinti che i nuraghi fossero torri di vedetta, erette in punti strategici per scopi militari. Per lungo tempo si è pensato che i nuraghi avessero una essenziale funzione di fortezze. Oggi si ritiene più plausibile una pluralità di funzioni dei nuraghi. Alcuni poterono effettivamente funzionare da fortezze, altri, forse più numerosi, servirono da struttura di governo del territorio, struttura di conservazione delle risorse di un territorio. I nuraghi furono costruiti a partire dal secondo millennio a.C., in piena età del bronzo. Ma in Sardegna vi sono tracce di civiltà ancora più antiche. Dolmen, menhir, necropoli sotterranee e pozzi sacri stanno a testimoniare che l'isola fu abitata già molte migliaia di anni fa. Le oltre 2000 domus degli Anas, particolari necropoli scavate nella roccia, risalgono ad esempio al IV millennio a.C. Del terzo millennio è invece l'altare preistorico di Monte d'Accoddi, in provincia di Sassari, un monumento unico in Europa che ricorda da vicino le zikkurat mesopotamiche.